Sì, buonasera. Qui siamo nello spazio espositivo della Fondazione Friuli. Io sono Bernardino Pittino, presidente del Centro Friulano Arti Plastiche, e abbiamo in gestione questo spazio. Questa sera abbiamo inaugurato una mostra di paesaggi con 8 artisti che espongono le loro opere di diversa natura, sia come tecnica che come ispirazione artistica. Abbiamo delle opere realizzate con arte digitale, abbiamo delle opere, delle incisioni, dei quadri a olio e tecniche miste. Espongono Ezio Tomaello, Silvano Castellan, Giovanni Riccardo Patriarca, Renzo Baldanello, Paolo Dreossi, Paolo Mattiussi e Paolo Valcic. Credo di averli detti tutti. E quindi la mostra dura ancora 3 fine settimana. L'orario di apertura è il venerdì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30, il sabato e la domenica, la mattina dalle 10 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30. Bene, bravo. Le di Renzo Baldanello sono realizzate è un'arte digitale, quindi realizzate con informatici e stampate su carta. Renzo Baldanello, i temi sono le nuvole e le onde. Queste sono le opere di Silvano Castellan, sono tecnica mista su tela, hanno un'impronta espressionista secondo me, e come si può vedere sono una tecnica e un modo di interpretare il paesaggio assolutamente diverso rispetto agli altri. Queste sono le opere di Ezio Tomaello, Tezio in arte, e sono soprattutto letture del fiume Natisone, sia Cividale che in aperta campagna. Sono opere olio su tela, diciamo realizzate con una tecnica, se possiamo definirla così, più tradizionale. Sono le opere di Giovanni Riccardo Patriarca. Queste sono incisioni, sono acquaforte, acquatinta e ceramolle, una tecnica molto raffinata che lui mette in pratica stampando nel suo studio queste opere anche di grande formato. Queste sono le opere di Paolo Valcic, sono paesaggi anche questi olio su tela, abbastanza tradizionali, con soggetti molto vari e diversi e anche con un approccio coloristico molto diversificato, però molto naturalistico. Queste sono le opere di Vincenzo Alberini, anche queste olio su tela, e questa è una lettura più astratta del paesaggio che però si intravede nelle sue linee, è una pittura molto coloristica e molto, molto vivace, dove lui ha sempre questo amore per il mare che si intravede sempre in lontananza. Paolo Dreossi ha realizzato queste 3 pitture, la predominanza del bianco, ma soprattutto si vede una tecnica molto raffinata. Lui usa una tecnica mista sovrapponendo colori di diversa natura, partendo dai colori acrilici e lavorandoci sopra anche con colori a olio e con varie velature. Quindi un risultato secondo me molto raffinato. Paolo Mattiussi, anche qui la tecnica è mista, soprattutto pittura a olio sia su tela che su tavola, e i soggetti sono molto elaborati, con riferimenti anche ai pittori classici di cui lui è molto innamorato.